Disagi per quanto ti riguarda? Guarda, un casino, vengo da Trento, devo arrivare a Trieste, sono già da 4 ore in viaggio, quindi è veramente un disagio totale. E con i treni, fermi bus, vaporetti e pure il settore portuale, dove tra le tante richieste si registra anche il problema relativo alle scadenze delle concessioni, il che per i lavoratori del porto significa mancanza del rinnovo dei contratti. Perché scadono le concessioni nel 2022. Sì. Sono in scadenza e non si danno il rinnovo. Le aziende hanno bisogno di avere un rinnovo, per una sicurezza per avere degli investimenti. Anche nel veneziano, giornata di sciopero dei trasporti, l'astensione del lavoro di 8 ore dalle 9 alle 17, proclamata dai sindacati di categoria confederali e autonomi. La cosa assurda è che nel momento che ho comprato il biglietto non sono stato avvertito online, cioè pensavo che se non ci fossero le corse non nemmeno ti facevano acquistare il biglietto, quindi ho acquistato il biglietto, mi sono presentato in stazione e ho visto dei pullman alternativi non coerenti poi tra l'altro con le tratte. Per la CGIL adesione alla Fincantieri è del 100%, per la CTV si ferma al 22% per il settore automobilistico e al 17% per la navigazione. In sciopero anche l'autonoleggio, ma non i taxi che però, come effetto domino, risentono dell'astensione generale. Ci sono meno clienti, forse ne arrivano meno, questo intendevo dire. C'è meno movimento, non so, derivato dai treni che mancano forse, non lo so. E il Codacons nel frattempo ha presentato un esposto in procura contro i sindacati dei trasporti e relativo, si legge, all'ignobile sciopero indetto per la giornata odierna, una protesta che, spiega l'associazione, risulta sbagliata, inaccettabile e lesiva dei diritti degli utenti perché viene attuata in pieno periodo estivo, con gli spostamenti e le partenze per le vacanze e a poche ore dal caos ferroviario che ha letteralmente spezzato in due l'Italia, creando disagi enormi anche ai veneziani nei giorni scorsi. Mi sta creando non pochi problemi al lavoro. È informata al lavoro? Sì, ho informato, però lavoro con appuntamenti e non sempre viene pagato a ora il lavoro, quindi mi ha creato qualche disagio.